No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia, buongiorno, no, parzialmente, buongiorno un cazzo da una parte perché fa un freddo della miseria, buongiorno sul serio dall'altra perché adesso niente, è la giornata che arriva la bestiolina nuova, la bellissima Sony, aspetta che mi chiudo la cintura, RX100 M4, usata ovviamente perché sai che questo è un canale barbone. No, non solo perché ha la barba, ma proprio barbone, perché, cioè lavora, ma special guest il CP, che fa il timido adesso, il CP fa il timido, guarda che si gira dall'altra parte, fa anche il timido, oh ma fa freddo sul serio, porca miseriazza, quanti gradi ci saranno, beh, adesso sta uscendo anche il sole. Allora dai, basta riprendere con sta GoPro, porco cane, mi sono alzato tipo 2 ore e mezza prima dell'appuntamento perché io sono così, sono come i bambini, cioè tipo mi deve arrivare un giocattolo, deve succedere qualcosa, non dormo la notte prima, di solito questo accadeva con le moto e poi alla mattina mi sveglio con un leggero mal di pancia da agitazione, da freddo e giustamente 2 ore prima, insomma sono le 7, devo tornare alle 9 e mezza, va bene dai. Con questa ragazzo ho risolto i miei problemi alle zanzare, perché questa bellissima torcia l'ho presa su Amazon tipo sui 20 euro circa, è una torcia da campeggio sostanzialmente. Perché c'hai il ganzetto che viene su, guarda, col doppio ganzetto lo puoi attaccare ai rami degli alberi, ma fosse quello. Il rivestimento è in gomma, quindi è, come si dice, indistruttibile, insomma può cadere senza problemi. Oh, passami il linguaggio, mi sono appena stato al letto, devo ancora assumere il caffè, quindi interpreta ogni cosa che io dico. Poi abbiamo luce 1, luce 2 e luce 3, ti assicuro che è veramente potentissima, ma soprattutto è una funzione scoperta per sbaglio, cioè io sapevo già che c'era, ma ho detto è una cazzata, l'ha provata l'Alessia scherzando così e ha detto guarda che prende le zanzare, cioè solo con movimento di mano camminando mi ha preso tipo 6 zanzare, difatti se tu guardi dentro è tutto pieno e c'è l'apposito pulsantino, vedi adesso magari è buio, non si vede tanto, diventa diciamo un po' blu-violetto. Io me lo attacco lì nel camper, gli ho fatto un ciappino apposta perché resti lì a penzoloni e mi libera delle zanzare senza dover accendere vape o altre schifezze chimiche che dopo te le senti nei polmoni il giorno dopo, insomma comunque non vanno bene neanche se animali domestici. Quindi sì, questo è uno dei miei giocattoli preferiti, lo ammetto. Ah ecco, e questa l'hai vista in azione sul video, quelli del fontanone di Goriuda che siamo andati con l'Alessia. Te piace il mio biscotto? Buono il mio biscotto cane, tu piace, tu gradisci? Tu like my biscotto? Premi like sul mio biscotto se ti piace il mio biscotto e lascia un commento cane. Cane, sì, non è che è semplice l'attesa qua adesso, porco cane.